Pensiero del giorno, lunedì 9 dicembre. Valorizzare il positivo di ognuno. Il Signore vi faccia crescere sempre più nell'amore reciproco e verso tutti gli altri. La lettera ai Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 12. Poiché l'amore è il centro della vita cristiana, se non si progredisce, tutta la vita del cristiano ne risente, langue e può poi spegnersi. Non basta aver compreso il comandamento di amare il prossimo. È necessario farlo crescere, mantenendolo sempre vivo, attivo e operante. E questo avverrà se sapremo accogliere con sempre maggiore disponibilità e generosità le diverse occasioni che la vita ci offre ogni giorno. È caratteristica della carità saper accogliere tutti, costruire ponti, cogliere il positivo e unire i desideri e gli sforzi di fare del bene con chi si dimostra buono. Come possiamo vivere questa parola? Cercando di crescere nell'amore reciproco nelle nostre famiglie, nel nostro ambiente di lavoro, nelle nostre comunità o associazioni ecclesiali o parrocchiali, eccetera. Questa parola ci chiede una carità sovrabbondante, cioè una carità che superi le misure mediocri e le varie barriere che provengono del nostro sottile egoismo. Basterà pensare ad alcuni aspetti della carità: la tolleranza, la comprensione, l'accettazione reciproca, la pazienza, la disponibilità nel servizio, la misericordia di fronte alle colpe vere o presunte del prossimo, la condivisione dei beni materiali, per scoprire molte opportunità di viverla. Sarà allora evidente che se questo clima di amore reciproco esiste nella vostra comunità, il suo calore si radierà immancabilmente a tutti. Chiara Lumig, stralci della parola di vita del novembre 1982. Parola di vita, dicembre 2024. Nulla è impossibile a Dio. Dal Vangelo di Luca, capitolo 1, versetto 37.